Un impegno costante, un lavoro proficuo, ecco, quello suo da consigliere comunale, un impegno che quanto prima ha dato risultati, alcune strutture sportive saranno finalmente utilizzate. Ecco, ne parliamo con il consigliere comunale Gerlando Pipa. Sì, l'impegno mio c'è stato sin dal primo giorno per la città di Agrigento e in particolare per la zona del villaggio Mosè. Infatti, partiamo dalla piazza del Vespro, un finanziamento che parte dall'amministrazione di Filetto in cui noi siamo stati i promotori al compimento di quest'opera e anche realizzatori finali dell'opera. È venuta la struttura è una struttura stupenda per il villaggio Mosè e soprattutto per le famiglie agrigentine che possono usufruire di questa struttura che verrà finalmente aperta. È stato fatto il bando per l'affidamento in gestione e quindi penso che a settembre già potrà essere fruibile alla cittadinanza. Poi per quanto riguarda invece la palestra distrettuale, dopo tanti anni si parte dal lontano 2011, passa attraverso tante amministrazioni comunali e per via di molte vicissitudini, cavilli burocratici e di varie vicissitudini appunto burocratiche, si arriva ad un punto. Il punto è che a settembre finalmente potremmo inaugurare la struttura e quindi tutte le squadre, tutte le associazioni diamo una risposta agli sportivi di Agrigento e alle famiglie che da tempo aspettavano questa cosa. Poi c'è lo Stadio del Seneto, ci siamo impegnati per portare avanti il progetto che riguarda l'illuminazione, l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'esterno e siamo in attesa del decreto. Arriveremo penso entro l'anno alla pubblicazione del bando. Aspettiamo le risposte dalla Regione per questo decreto e poi stiamo badando anche per l'affidamento, il bando per gli uffici, stanno predisponendo le carte per il bando dell'affidamento dello Stadio del Seneto, quindi penso che sia importante per tutta la città, per tutti gli sportivi. Sono le risposte che da tempo attendevano e che ora sono arrivate. In tal senso ieri è uscita la notizia che ci sono dei bandi relativamente all'affidamento ai privati di alcune strutture sportive. Sì, appunto, Piazza del Vespro è una di queste che riguarda il villaggio Mosè e quindi è uscito il bando, è scattato il giorno 29. Chiunque potrà partecipare secondo le indicazioni del bando e del capitolato speciale d'appalto.